Sembrava una candidatura buttata lì, come diceva qualcuno, per fare un po' di comunicati stampa. La verità è che abbiamo fatto sul serio, ci abbiamo creduto, e quando sono andato a Losanna per le battute finali, quindi per l'incontro finale e quindi la sfida con la Svezia, ho pensato che noi potevamo solo che vincere, perché dietro a me c'erano tutti i veneti. Quindi non è una vittoria mia, ma una vittoria di tutti i veneti che ci hanno creduto assieme a me. Grazie ancora. Grazie ancora, dice Zaia nel video condiviso su Facebook a un anno dall'assegnazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, un anno che ha visto la nascita della fondazione e l'adozione di una legge olimpica, un appuntamento niente affatto lontano se si guarda alle cose da fare soprattutto nel bellunese. A stretto giro di posta l'incontro con ANAS per la sistemazione della rete viaria. Siamo in attesa di un incontro che faremo con il presidente Gemme, che è anche il commissario delle opere su Cortina, che dovrebbe avvenire entro una decina di giorni, in modo da creare un cronoprogramma. Prima delle Olimpiadi il banco di prova saranno i mondiali di Cortina, inizialmente previsti nel 2021, potrebbero slittare causa Covid nel 2022, opzione sostenuta da buona parte del territorio. La discussione è in atto, io sono fiducioso che ci sia lo spostamento al 2022, anche perché poi non è che ci restino molte date, perché il 2023 è già assegnato alla Francia e potrebbe restarci il 2024, ma ci troviamo di fronte, capite, a 4 anni, a 2 anni prima poi delle nostre Olimpiadi. La decisione sarà presa dalla FIS, la Federazione Internazionale dello Sci, il 1° di luglio, data che non solo a Cortina è già segnata in agenda.